primo festival del dolce siciliano è proprio qui a Corleone. Tu sei il responsabile della giuria, di cosa si tratta? Si parla del Festival del Dolce Siciliano in collaborazione con Siciliani Eventi. Primo concorso a livello, diciamo, regionale, perché tutti vengono di ogni provincia della Sicilia. L'arduo compito di giudicare i dolci, ma come farai davanti a tutte queste delizie? Si giudica intanto anche c'è un'innovazione, perché non è più il solito dolce siciliano, magari con più innovazione. Si farà da 1 a 10 sarà il gusto del dolce, poi c'è anche la presentazione del piatto, del dolce, della torta, quello che magari presentano. E comunque ci sono 4-5 parametri da poter valutare. Tutti i parametri hanno un loro valore ovviamente. Ovviamente il gusto è quello che determinerà, ma ci sono anche altri parametri come la gradevolezza cromatica o l'estetica, l'originalità, l'innovazione anche, che si può dare anche in un dolce tradizionale. La sua collega ha detto si vede la forma, si vede anche il gusto. Sicuramente dovremo assaggiarlo, valuteremo il gusto, valuteremo la componente cromatica, valuteremo anche gli ingredienti, se sono tipici o no. Sono una serie di elementi che faranno nell'insieme il dolce più buono del territorio. Lei premierà il dolce più buono o il dolce più bello a vedersi? Entrambe le parti, sia più buono che più bello a vedersi. Principalmente il gusto, quello che ne prevale, perché ho visto dolci che si parla solo di dolce, parte zuccherine, solo zucchero, zucchero, zucchero. Però vogliamo sentire veramente il vero gusto che si sta preparando adesso. Ho visto alcune capolavori eccezionali. Il titolare della struttura stasera è una bella festa. Sì, sicuramente mi auguro che riesca un bell'evento, insomma, anche perché per la zona è sicuramente un fatto nuovo che richiamerà, io sono certo, interesse, insomma, dei paesi vicini. La struttura è grandissima e si presta a qualsiasi tipo di evento. Sì, diciamo abbiamo realizzato questa struttura raccogliendo una sfida in un certo senso, cioè cercare di rendere fruibile un posto, un luogo dal punto di vista ambientale molto bello, molto accattivante, senza diciamo alterarne la sua bellezza. Abbiamo fatto ricorso a architettura sostenibile, bioarchitettura, costruzioni in legno, come lei ha visto ci sono tutti i bungalow realizzati in legno, c'è anche un centro benessere eco-friendly, cioè vicino ad un torrente inserito in un frutteto. Cercheremo nell'ambito appunto di questa nuova realizzazione di organizzare anche degli altri eventi. Sponsor ufficiale di questa manifestazione Ceramiche Parrucca. Giovanni Pollina non si ferma mai, è un motore, una macchina di eventi, di attività per la quale ci fa piacere averlo in squadra, come dico io, bisogna fare squadra per fare eventi. E poi la comunicazione, senza di voi la comunicazione non c'è. E poi il gusto, la qualità, la pasticceria e creatività. Primo festival siciliano, finalmente ci sei riuscito. Grazie a tutta la mia associazione, a tutti i miei soci, a tutti i collaboratori che ha creduto in questo progetto, quindi tanta gente anche esperta del cake design, tante persone che sono interessate anche a mangiarli questi benedetti dolci, e stiamo per dare inizio a questo bellissimo evento in questa location veramente bella del Bevaio di Corleone. Vogliamo fare, questa è la prima edizione e tante altre per i prossimi anni. Cosa ci farei sentire? Vi farò sentire diversi brani come per esempio gli Bird Sweet, che sarebbe jazz, e poi vi farò sentire altri brani di musica leggera. Qual è il brano tuo preferito? Besame Mucho, perché è stato il primo brano che io ho suonato a Terrasini alla ruota insieme a mia madre.